Questi sono un po', forse me ne sono dimenticato qualcuno, i profili pubblici di queste che vengono presentate come vicende private. No? Qualcuno dirà, vabbè, ma c'era bisogno di farci un libro. Beh sì, se uno non ha i mezzi per comprarsi 7-8 giornali al giorno, non conosce 5 lingue per leggersi quelli tedeschi, quelli spagnoli, quelli fiamminghi, quelli australiani e quelli americani, è difficile che riesca a cogliere quello che è successo intorno a questo scandalo. Noi abbiamo deciso di fare il libro in pochi giorni, prima delle vacanze, quando abbiamo visto il direttore del TG1, Augusto Minzolini, annunciare alla Nazione il programma editoriale del TG1, cioè del principale telegiornale pubblico, della televisione pubblica, il più visto purtroppo del paese. E Minzolini, non so se avete presente la scena, è molto cliccata anch'essa su YouTube, c'è lui bello lucido, dietro di lui una gigantesca edizione della Treccani, cioè dei volumi alti così, di marmo probabilmente o di legno, sono quelli che usa l'Ikea per riempire il mobilio in esposizione, sono finti ovviamente, mai toccati, mai aperti. Però di fronte a questa gigantesca Treccani, Minzolini che annuncia: noi non racconteremo queste vicende, noi non parleremo del gossip che attorni al Presidente del Consiglio, perché noi aborriamo il gossip, noi siamo servizio pubblico. Ed è presente che Minzolini è uno che è diventato famoso proprio perché ha passato la sua carriera di giornalista origliando da dietro le porte e spiando dai buchi della serratura della politica, raccontando cose che lui non vedeva, ma che origliava o si faceva raccontare da chi era dentro. Dopodiché arriva al TG1 e dice: orrore il gossip, mi fa schifo questo gossip, e chiama gossip ciò che tutto il mondo libero vede sui propri giornali. Io quest'estate stavo in Turchia per 15 giorni di vacanza, speravo di non essere raggiunto dai telegiornali italiani, invece si prendeva benissimo tutto, Rai 1, Rai 2, Rai 3, quindi ogni tanto così la tentazione di vedere cosa succede in Italia, o meglio, uno è come dire, un tic nervoso, quello di accendere il telegiornale per vedere cosa succede in Italia. In realtà avrei dovuto saperlo che per vedere quello che succede in Italia l'ultima cosa da fare è quella di accendere la televisione italiana, ma così per vedere, e vedevo delle cose inaudite, parlavano del jackpot, il Superenalotto, anche oggi niente da fare, non è uscito il jackpot, ma con aria drammatica proprio, cresce la tensione intorno al jackpot. Dopodiché quando finalmente è uscito dice: parte la caccia al fortunato vincitore, no? E si fanno vedere questi paesi completamente deserti, non c'è nessuno che dà la caccia a nessuno, c'è partita la caccia al fortunato, ma chi è che dà la caccia al fortunato? Ma chi li conosce? Ma chi se ne frega? Collegamenti dai monopoli di Stato, con una sgallettata che dava tutte le sere 3-4 collegamenti con i numeri che stavano uscendo. Il caldo, no? Era metà agosto più o meno, servizi su servizi sul caldo, fenomeno inedito ai primi di agosto, fatto mai verificatosi prima d'ora, caldo record, tutti gli anni c'è sempre un caldo record, l'estate più calda dal 700 eccetera, consigli per difendersi dal caldo, gente con delle cattedre universitarie in sovrimpressione che spiega come difendersi dal caldo, con delle ricette originali, devo dire, tipo non uscire di casa alle 2 del pomeriggio avvolti in plaid di lana di roccia, bere di tanto in tanto onde evitare la disidratazione, spegnere tutte le fonti di calore, termosifoni, stufe, caminetti. Questi erano i telegiornali. Mangiare molta frutta, sì, mangiare molta frutta, difendersi dai raggi del sole, c'è anche questo grosso problema che ci sono i raggi del sole in Italia nel mese di agosto. In Turchia, dove faceva il doppio del caldo in Italia, i telegiornali ignoravano questo, evidentemente lì gli capita tutte le estati che faccia caldo, quindi non ci hanno fatto caso,
E in compenso ho visto una sera un'intervista alla D'Addario. Nel telegiornale turco è comparsa la D'Addario, in tutto il suo splendore raccontava Berlusconi, il letto di Putin, eccetera. Sentivo soltanto questo perché non conosco il turco ovviamente, quindi ho sentito Putin, Berlusconi, ho capito che stava parlando del letto di Putin, perché sapete che tutto ciò è avvenuto nel letto di Putin, in quanto Berlusconi non ha un letto suo, è di Putin che gliel'ha regalato, in cambio di si sa bene cosa, gas probabilmente, robe di gas. La D'Addario è una celebrità nel mondo. Un giorno mi telefona Gian Antonio Stella da una montagna del Canada, non sto scherzando, era a luglio, mi fa: come va? Sono appena sceso dal taxi, il tassista portoricano mi ha chiesto di Berlusconi e la D'Addario, perché aveva visto il giorno prima un'intervista della D'Addario, mi ha chiesto what's D'Addario Berlusconi? E io gli ho dovuto spiegare, però se ne parla, voglio dire, anche sulle montagne del Canada, del Quebec. Da noi no, la D'Addario non è mai stata intervistata da nessun telegiornale italiano, mai. Rai 1, Rai 2, TG1, TG2, TG3, il famoso TG3, no? I martiri della libertà di informazione, quelli che fanno un'informazione feroce nel mirino di Berlusconi, mai osato intervistare la D'Addario, neanche loro. Rete 4, figuriamo, Canale 5, TG4, Studio Aperto non fa altro che intervistare mignotte, peraltro, tranne una, quella. Lucignolo, no, figura, quella mai. La 7, no, gli altri, Piroso, questi grandi alfieri della libertà di informazione, mai fatto un'intervista da D'Addario, intervistato a tutto il mondo. Quindi, se è vero, come dice il Censis, che in Italia l'80% degli elettori si informa e si forma un'opinione e prende la decisione di andare a votare in un certo modo o in un certo altro, solo ed esclusivamente facendo questo gesto con il telecomando, cioè solo televisione, mi sembra assolutamente evidente che c'è l'80% degli italiani che, avendo visto la televisione, non solo non sanno niente di questa vicenda, ma quel poco che sanno è falso, perché si sono fatti l'idea che sono fatti privati, che attengono alla fedeltà coniugale, oppure al fatto che a Berlusconi gli piacciono le ragazze e a chi non piacciono le ragazze. Il TG1, nei giorni in cui Minzolini spiegava a tutti i giornalisti del mondo che cos'è una notizia, perché lui è l'unico a saperlo, mandava un povero derelitto, non lo no, si chiama Pino, mi fa anche pena, l'ha mandato a Bari con il preciso incarico di non far capire una mazza di quello che stava succedendo a Bari. Cioè immaginate uno che si trova catapultato in un posto dove è circondato da colleghi che passano la giornata a cercare notizie per averne un po' di più degli altri, della concorrenza. E lui invece ha il mandato di non avere notizie, di nascondere quelle che danno gli altri, di confondere le acque, ed è un compito difficilissimo perché a volte le notizie, anche se non le cerchi, ti arrivano addosso. Quindi lui non dormiva neanche la notte per evitare che gli capitasse tra capo e collo una notizia nel sonno, no? Vegliava per scansarle e poi mandava in onda dei servizi che io non so se li avete visti, c'era Di Pollina e Messina su Repubblica che l'avevano preso di mira in quei giorni, che era poesia pura. Sui giornali c'era scritto tutto quello che raccontava la D'Addario e poi la Montereale, poi il giorno dopo fanno esplodere la macchina della Montereale, poi vanno a fare il furto a casa della D'Addario. Sapete che chi testimonia a carico di Berlusconi ha una certa tendenza a saltare in aria, no? Ci sono fenomeni di autocombustione che si perpetuano dal 1992, no? Autostrade che esplodono, piazze di Palermo che esplodono, sono fenomeni di autocombustione. Incidenti d'auto, incidenti stradali, ecco, diciamo così, e lui doveva nascondere tutto. Il giorno dopo che la Montereale ha parlato, le hanno fatto saltare la macchina e lui ha detto: gli inquirenti escludono collegamenti con la sua testimonianza. Mi dico, ma come ti può venire in mente? È successo il giorno dopo.
Cioè, non dico essere Sherlock Holmes, ma voglio dire, anche Clouseau avrebbe tratto un certo nesso fra il prima e il dopo.